Ed ora andiamo nel teatro del Casinò di Sanremo per un premio, 100 anni da qui, che celebrava i 100 anni del Giro. E a creare una magica atmosfera è stato soprattutto un violino, uno Stradivari del 1727, di nome Vesuvius, per il colore del suo legno e per il tono delle sue note. E poi la camerata musicale ligure a celebrare con le parole di grandi autori i campioni del passato. Qui è Coppi con Gino Paoli. E va su ancora e va su. E poi Alessandro Petacchi che racconta con Saronni, quello che sarà il suo team manager nel prossimo Giro d'Italia, a raccontare le sue ambizioni, ma Saronni anche a raccontare i suoi due successi. Il primo, lo ricordiamo, nel 1979 era ragazzino, questo è Menchov, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, che poi ci porterà nel 2010 a Amsterdam. La premiazione finale che ha visto il ministro Scajola dare questo quadro nel cuore, questo ritratto della vecchia Sanremo al direttore della Gazzetta dello Sport, Carlo Verdelli.